Everybody moving. Rieccoci con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, in presenza e in compagnia di un assessore, l'assessore Ciano Contin, che, ricordiamolo per chi non la conoscesse, è leader di un movimento politico che si chiama Molto buio Femociaro, Sì. perché in questo momento storico, politico, economico molto buio, ragazzi, è senz'altro importante fare Ciao! Bravissimi, Ciao! siete anche sul meno pezzo, entusiasmo, siete sul Marco. pezzo. Voglio farla entusiasta. Lo so, oggi 20 ottobre, Senz'altro, io intanto la senz'altro. ringrazio per essere venuto a trovarci. Senz'altro, non potevo mancare, anche se devo dire che non sto benissimo, però l'autunno è un po' così, no? Scomisciano i primi acciai. Che credo siano acciacchi a Senz'altro, Sì, penso proprio di sì, Un colpo sì, è sì. freddo, un colpo Sì. è caldo, il clima è un po' Atalanta, si dice. Chi è no? Atalanta? In che senso? Altalenante, assessore. Senz'altro, Come senz'altro. mai non sta tanto bene? È colpa dell'esclusione termica che c'è in casa. Guardi, escursione termica. Non ne sta azzeccando una, Sì, assessore. ma sai com'è quando che sei un po' ammalato, sei un po' rimbambito, forse. Guardi, per assessore, il problema è che lei, anche se non è chiuso, è rimbambito, se mi permette. Sì, cioè- lo so. Il problema è che mia moglie, quando che avete scritto ottobre sul calendario, mette già il piumone invernale in letto, no? Ok, ok. Anche se ci sono ancora 25 gradi. Sì, Più sì. essa si impira il pigiamone di pile, i calzetti, e credimi che nonostante i calzetti, quando si posa coi piedini sulle gambette, sento che è giassata sotto. Neanche la tosa del Titanic non No, gli ha- no, ma non ne mica so così. qualcosa anch'io. E lei vai. cosa fa? Niente per sopravvivere a quel clima torrido, mi resto in maniche corte e mutande. Cosa vuoi fare? Sì, il problema poi è che quando vai fuori dalle coperte per andare in bagno di notte ti congedi, Ti congedi, Congeli, È lì che prendi il coera, capisci? Ma questa Sì. che è vero, però. Cioè, assessore. so, dal melato dal letto al suo, è come che fosse due stagioni diverse, siete tropici, direi. Capito? Sapete chi è l'unico che sta bene in letto? No. È il gatto. Beh. E il gatto sta in mezzo pacifico perché si regola con la temperatura, no? E sarà metà freddo, metà caldo. Ed è razza mezzo egiziano, mezzo siberiano, forse. Non so. Scusi, ma a parte questa cosa della temperatura, in generale le piace l'autunno? Ah, senz'altro, è la mia stagione preferita, ragazzi, perché vado a funghi. Bravo, faccio bravo. che i risotti. Adesso sto anche imparando a distinguere tra quelli che fa bene e quelli venosi. No. Scusi, ma chi è che li assaggia questi risotti? Renzo del Proloquio. Ah, no! Renzo che ha un stomaco, non ha paura di niente, ragazzi. Dopo l'altra cosa bella dell'autunno è che cascano le foglie. Finalmente posso tirare fuori il soffiatore e fare casino. Bello, sì. Così spavento il gatto che tanto che ha dormito tutta la notte e io. No. E infine amo raccogliere le castagne, ragazzi. Sì, Passeggiare nella quiete del bosco col mio cestino, sentire bello. il profumo del muschio e poi accendere un fuocherello e cucinarle all'aperto, inondando la casa del profumo delle castagne autunnali. Ah, bravo, io non conoscevo questo lato bucolico dell'assessore Ciano Contin. Perché tu vedi solo il politico, Gaetano, tu non vedi l'uomo. Alla fine, se ci pensi, il politico è un po' come i maroni. Hanno la scorza dura e il cuore tenero. Ok, è bello, però è bella, è una bella metafora, bella Dopo metafora. è anche vero che sul sento facile che tanti si amarsi. No, assessore!